L'estate 2018 verrà ricordata anche come la stagione del virus da West Nile, ovvero la febbre del Nilo, che ha interessato decine di persone in Veneto, 4 le vittime, ma si è sempre trattato di soggetti con quadri clinici davvero drammatici. È il caso dell'ultima vittima, una signora di San Giovanni Lupatoto alle porte di Verona. Della situazione abbiamo parlato con il responsabile dell'assessorato regionale alla sanità del Veneto, Luca Coletto. Non esiste una situazione di allarme, questo lo diciamo da giorni, ma è stato certificato anche stamattina dall'Istituto Superiore di Sanità a livello europeo. Il problema di questa patologia che si sta diffondendo così velocemente sono le zanzare, ovviamente, che sono il vettore, un vettore che trova terreno fertile nel clima, un clima caldo-umido che è assolutamente inusuale per il nostro territorio, ma questo succede non solo a livello del Veneto e dell'Emilia, ma succede in varie parti d'Europa. Proprio il clima sta agevolando questa situazione. Assessore, avete previsto come Regione Veneto investimenti per disinfestazione, magari di aree più particolarmente a rischio? Ma guardi, noi abbiamo nella disponibilità dei comuni, fra virgolette, tra l'altro, circa 1,5 milioni per disinfestare. Stiamo implementando queste disinfestazioni intorno alle zone dove ci sono state le infezioni, ma partirà a breve, se non è già partita stamattina, una circolare dove verranno implementate le disinfestazioni, vista la situazione del clima che continua con il caldo umido, intorno ad aree sensibili, tipo ospedali, tipo case di riposo, zone sensibili dove ci sono pazienti evidentemente con patologie particolari, con comorbidità, con patologie che portano all'immunodeficienza, in maniera tale da preservare queste persone. Ciò su indicazione nostra, ma anche dell'Istituto Superiore di Sanità dell'Europa, a livello europeo. Quindi siamo in continuo monitoraggio, non c'è niente di grave, il virus viene classificato come poco aggressivo, visto che è considerato che nell'80% dei casi chi ne è affetto non se ne accorge nemmeno, in un 20% dei casi si risolve con una piccola influenza tipo ossa rotte, febbriciattolo e quant'altro, nello 0,1 dei casi si aggrava nella forma neuroinvasiva. Ma questo succede appunto a chi ha immunodepressione o chi è affetto da pluripatologie, come la signora di San Giovanni purtroppo che era affetta da leucemia.